Presidente, una convention oggi per presentare il candidato, una scelta difficile, impegnativa, ma nonostante tutto, nonostante Forza Italia vi abbia detto di no, oggi è appoggiato un candidato proprio di Forza Italia. Appoggiamo un candidato nella lista di Forza Italia che è il candidato di Noi Moderati, che è Massimo Dell'Utri, e che non è difficile andare a capire da quale storia politica viene Massimo Dell'Utri. Massimo viene da una storia democristiana, è sempre stato il candidato in tante elezioni dell'UDC quando eravamo nell'UDC della Democrazia Cristiana, quindi è il democristiano che abbiamo riconosciuto dentro la lista di Forza Italia Popolare. Ce ne sono altri della stessa valenza di democristiani alle quali noi porremo la nostra attenzione a che le scelte dei candidati che si riconoscono nell'idea popolare possa essere una scelta che i tanti aderenti alla Democrazia Cristiana possono valutare di votare. C'è stata anche una scelta verso Renzi, addirittura con l'offerta della candidatura a Marco Zambuto che ha rinunciato. Renzi aveva trovato la strada per fare un centro italiano che ci interessava moltissimo, aveva fatto questo partito che aveva chiamato Centro, aveva riempito i muri e tutto quello che riguarda la promozione cartellonistica spiegando che voleva fare il centro. A quell'idea di centro noi eravamo molto interessati. Quando Renzi, piuttosto che portare avanti questo progetto, ha pensato di fermarsi per guardare verso gli Stati Uniti d'Europa, che poco hanno a che fare con i valori che la Democrazia Cristiana voleva portare avanti. Quando abbiamo capito che più Europa, che era quello che stavano portando avanti le liste nella persona del loro segretario Maggi, pensava di issare come vessillo identitario la scelta abortistica piuttosto che la scelta di difendere la vita sin dal primo concepimento, bene, a quel punto né Marco Zambuto né la Democrazia Cristiana hanno voluto continuare quello che poteva essere soltanto, come dicono loro, una lista di scopo che nulla aveva a che fare con scelte di valori che sono della Democrazia Cristiana. È successo questo, mi dispiace, perché l'idea di centro che aveva brillantemente intuito Renzi oggi avrebbe potuto avere un grande risultato nel percorso che questo centro, insieme alle altre valutazioni di aree centriste, avrebbe potuto ricomporre un'area che nel paese manca, che è l'area di centro. Ci sarà in futuro, come magari auspica l'onorevole Mannino, insieme un ritorno alla Democrazia Cristiana di tutti questi gruppi della DC, mi riferisco ai vari movimenti centristi, UDC, Turano, lei, insomma tutte queste persone che hanno il sangue democristiano. La Democrazia Cristiana c'è già, è in Sicilia presenze, consiglieri comunali e numeri importanti. Abbiamo oltre 400 consiglieri comunali e più della metà sono donne. Abbiamo fatto il congresso persino nel più sperduto paese dei Nebrodi, dove è stato eletto un sindaco, è stato eletto un segretario e una direzione. Quindi la Democrazia Cristiana ha ristrutturato il partito e sta facendo una cosa che nessuno fa i congressi dove la gente partecipa, discute, è d'accordo o non è d'accordo, nessuno fa più i congressi. Onorevole, oggi qui ad Agrigento per questa intesa elettorale con la Democrazia Cristiana, dove si presenta anche l'accordo per il candidato Dell'Utri. Noi Moderati vuole rendere più forte il Partito Popolare Europeo qui in Italia, ma ancora di più dare forza al centro del centrodestra. È solo con il centro che si governa con serietà, responsabilità e concretezza. Stiamo federando movimenti che vengono dalla storia politica di questo Paese. Questo patto federale tra Noi Moderati e la Nuova Democrazia Cristiana va in questa direzione e Massimo Dell'Utri è l'espressione, è il contributo che Noi Moderati dà alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Isole, proprio per dare più forza all'Italia in Europa. Cosa ci aspetta da queste europee Noi Moderati? Ma intanto ci aspettiamo Noi Moderati e Forza Italia insieme di ottenere un ottimo risultato politico. Vorremmo superare il 10%, anche perché il Partito Popolare Europeo sarà determinante ancora una volta per il futuro dell'Europa ed è per questo che l'Italia deve dare il suo contributo.
E poi mettiamo in campo un progetto politico, è l'idea appunto di far tornare il centro del centrodestra più forte, più coeso e fondamentale per il governo, in un patto e in un'alleanza con sempre di più con gli altri nostri alleati, quindi con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e con la Lega di Matteo Salvini, ma c'è bisogno di dare forza al centro del centrodestra. Dell'Utri una scelta di scegliere la lista di Forza Italia? No, l'ha detto l'onorevole Lupi, è frutto di un ragionamento complessivo, è frutto di un'intesa, è frutto di un progetto, il Partito Popolare Europeo in Italia. Anche a livello europeo abbiamo bisogno di stabilità, di serenità, di centralità dell'uomo per fare effettivamente un'Europa dei popoli e non solo un'Europa degli Stati. L'obiettivo è quello, l'ha detto l'onorevole Lupi, il Presidente Lupi, avere un Partito Popolare Europeo in Italia che raggiunga almeno il 10%, ecco perché la federazione con Forza Italia per meglio poter avere una politica di centro. Sarà un lavoro impegnativo, Sicilia e Sardegna, insomma. Beh, però fa parte del gioco, è certamente un'esperienza impegnativa anche fisicamente, ma è certamente gratificante, basta vedere questo bagno di folla, già ne abbiamo fatti tanti altri nei giorni in cui è già iniziata la campagna elettorale, speriamo di poter proseguire così, è la cosa più bella, il rapporto con la gente, confrontarsi col proprio territorio, con le esigenze delle persone, lo stare insieme, lo ragionare, è la cosa più bella che ci possa essere. No, è un momento di democrazia, è un momento di sana politica. Siamo in tanti e siamo liberi e forti e lo stiamo dimostrando e siamo felici di firmare una federazione con Maurizio Lupi. È un primo tassello in cui tutti coloro che la pensano allo stesso modo tentano di stare insieme, quindi per questo grazie a Maurizio Lupi.